Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Ci troviamo a Colloredo di Montalbano, in un bellissimo locale che si sposa e soprattutto abbina il collinare alla pianura, mi conferma? Siamo il centro del Friuli, pertanto abbiamo la possibilità di avere un'ampia gamma di prodotti che vanno sia dalla nostra collinare, ma ci spostiamo leggermente verso la montagna e il mare a due passi, pertanto un'ampia gamma di prodotti che noi dobbiamo solo valorizzare e utilizzare. Ecco, lei l'ha sottolineato, no? I prodotti da utilizzare. Noi da sempre abbiamo un occhio di riguardo, una ricerca per le nostre materie prime friulane in primis, per i nostri artigiani del gusto e soprattutto una ricerca fondamentale dei nostri prodotti. Abbiamo anche il nostro orto, abbiamo dei fornitori fidati, piccoli artigiani, pertanto, come dico io sempre ai miei ragazzi, vi porto delle buone cose in casa, non rovinatele ed è fatta. Cosa vuol dire oggi sposare il chilometro zero con la modernità? Ma il chilometro zero è un po' troppo parlato secondo me. Secondo me invece bisogna avere la voglia e il tempo per andare a cercare dei prodotti giusti, fatti bene e utilizzarli bene. Poi se sono del territorio ancora meglio. Fino adesso abbiamo parlato, diciamo così, di quello che è la cucina, di quello che è la specialità in un certo senso della vostra azienda, però sono 35 anni che siete qua, no? Sì, non ci muovono, non ci muoviamo ancora, siamo qua. No, è stato bello perché abbiamo iniziato quasi per scherzo giovanissimi e poi negli anni siamo cresciuti, la cucina è cambiata e noi ci siamo adeguati e abbiamo cavalcato questa nuova onda della cucina italiana, internazionale, però sempre attaccati, vincolati a quella che è la nostra tipicità friulana. La tipologia della clientela? Ma adesso un po' di tutto, per fortuna, una bella clientela estera dei paesi Austria, Germania, adesso anche Croazia, Slovenia, il nostro Friuli in primis e poi il Veneto che gravita su di noi. Ecco, voi spaziate un po' a 360 gradi, questo è il discorso. Io penso che un ristorante del nostro livello debba farlo perché non è facile trovare una clientela per diciamo, riempire, fra virgolette, un ristorante di questo genere. Cosa vuol dire oggi fare ristorazione, visti i tempi? Diciamo che rispetto agli anni passati, agli inizi, un po' di più impegno, un po' di più sacrificio, tante nuove normative gabelle che magari ti distolgono un po' da quello che è il nostro lavoro, far da mangiare bene e accogliere gli ospiti, e ti portano a visitare più il commercialista che non il nostro fornitore di pesce, per dire. Allora, come passando un po' che la senza la part istituzionale, ma chiacchiere più per Furlan. Qual è la specialità del suo locale? Ma io pensi, e come lo dico sempre, il complimento più bello che l'uno può farmi o su star bene. Pertanto non viene un plat o una situazione, un momento. O ci che quando arrivano persone che dicono che se di un cliente o forest non l'importa, ti fai passare 2 ore come Dio comanda. Se arrivi a fare qualche di chi teams che sono qua con me, gli vai 2 ore di pensiero, sale il massimo. Ma se vuoi idea, voi come vuoi riempire la panza al cliente col servizio? Ma non viene mai, nella nostra filosofia non è mai stato che di dare di mangiare, è stato che di dare sensazioni. Quel che di noi ha di avere il piacere di fermarsi un momento a chialare cicalmaglie, di cercare cicalmaglie e di capire troppo lavoro che è da di un piatto. Ecco, la soddisfazione so è che, no? Ed io, so io tu che al fas do spironade se al mangi tutto senza assaporare, mi dispiace sinceramente, perché ho savin troppo lavorin per ottenere un prodotto, insomma. Soprattutto come che la sottolineare la qualità del servizio.
Qualità è fondamentale, servizi alla 10 ben fatti, curati, non opprimenti, perché io dico sempre ai frus che lavorano in qua invisibili, se no guai, pertanto e sono diverse e tante robe che hanno di combattere per ottenere un risultato. Ma si sente già arrivato, o in modo che l'ultimo chilometro che la sburta in davanti? Ah, 1 chilometro alle poche, no. Io dite che a 3D chiacchieranno proprio dai 35 anni. È un bel punto di partenza. Dopo io da ring, no? Dopo la rifa è sempre l'ultimo arrivato. No, ma se ho di pensare comunque sono già arrivato, non sai, fai i prossimi 20 anni, non sai, mi stufi dopo, no? Se no. Il bagaglio tecnico, dicono che sei là ai suoi collaboratori. Io dico, hai avuto tante soddisfazioni di frus che hanno lavorato che di noi, che hanno fatto esperienze e dopo sono là in davanti e hanno avuto grandi successi e sono arrivati all'apice. Pertanto, o pensi che quel che fa un'esperienza che di noi, al vedi dopo porte aperte per fare tante belle robe. L'ultima domanda che fai è questa, senta il cur dal Friul, dunque si può fa, o soprattutto la ristorazione abbinata al turismo, alla cultura, per fare parte di questa regione? Ma aiuto in science, la ristorazione furlane ha fatto passi da gigante. Siamo un po' emarginati, nel senso che il Friuli è un po' fuori dal mondo, perché tu che pensi che... Sì, no, tanti in Daur no, ma la mentalità... tu che pensi che l'Italia finisce a Vignesi, no? Perché è vero. Ecco, però no, disegni che aiuto in science, in bras ristoratori, si sono dati da fare, si sono coalizzati, si stanno facendo bene le robe. C'è ancora spazio. Certo che se le istituzioni si dessero un po' più da fare, forse sarebbe più facile. Sono la colpa delle istituzioni, o se no, che non sei in base di che pidare giusto al momento giusto. Penso... Zinghios, come che si lavorava, io qua di fronte ogni tanto che si faceva arrabbiare il titolare ti dava la pidata da Zinghios, no? Per servire, no? Disin che diciamoci alla 10 in sintonia. Ho vinto no di darsi da fare, ho vinto di migliorare, ho vinto di coalizzarsi e chiaramente dobbiamo essere sostenuti da chi di dovere. Sono tante caselle per fare un bel quadro. Se tutte che robe lì vanno a questo, o rivengono allora a fare una belle robe. Quanti è la giornata in cui il cliente non l'ha di passati a tau? È il miércoles, perché si inserasse. Come che del resto... vecchiata si più. Sì, sempre a disposizione, anche più che a disposizione. Perfetto, grazie, complimenti ancora, è stata una bella serata, vi consiglio di passare anche perché come potete vedere nella mia forma fisica, insomma, potete capire che la mia bocca abbinata al mio stomaco risponde sempre positivo e dove risponde positivo noi torniamo. Grazie a voi, dai, stiamo iniziando l'estate, abbiamo tutta un'estate davanti, abbiamo modo di ospitarvi con più che volentieri. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda gira la rotola, gira la rotola, gira e la gira, Silvano, peggio per te, Silvano, peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.